Seconda prova dall'Arcoveggio, un confronto riservato ai gentleman, sono in 7 dietro l'autostart, 1 Unicum Bigi, 2 Zuvetic CSM, 3 Solimano, 4 Ragazzo dei Sogni, 5 Turbine LP, 6 Viola Orsini, seconda linea, 7 0 in condotta OP. I favori per Turbine LP in chiusura, numero 5 dello schieramento, alternativa principale Unicum Bigi insieme a 0 in condotta OP, macchina intanto che accelera, parte piano Ragazzo dei Sogni, mentre c'è lotta per il comando con Unicum Bigi che rientra Solimano ma sbaglia. E Numero così 1, Unicum Bigi, squalificato. Solimano che si lancia in avanti nei confronti di Turbine LP. Più indietro seguono gli altri che sono condotti da 0 in condotta OP, che concede ancora però qualche lunghezza di gap agli avversari. Intanto completamento dei 400 in 30 netti per Solimano, Turbine LP in seconda posizione, poi 0 in condotta OP, Viola Orsini, poi leggermente più discosto Ragazzo dei Sogni, gli altri praticamente fuori corsa. 600 che Solimano completa in 46,1 al passaggio davanti alle tribune, in vantaggio Solimano nei confronti di Turbine LP, terza posizione per 0 in condotta OP, in quarta c'è Viola Orsini. Intanto gli 800 coperti in 1-1 da parte del leader. Non cambia niente tatticamente, i primi 4, ben avanti a Ragazzo dei Sogni che segue a un paio di lunghezze dalla coda. E intanto se ne va il chilometro che Solimano percorre nell'ordine del 1:16,9. In seconda posizione rimane Turbine LP, poi 0 in condotta OP che fa la prima mossa, esposta all'esterno, anticipato prontamente però da Turbine LP che va su Solimano, lo impegna a fondo a 400 dalla conclusione, si avvantaggia all'ingresso sulla curva, mentre all'esterno 0 in condotta OP insiste, Solimano cerca di riprendersi lungo la corda, insiste Turbine LP, Solimano però rientra l'avversario quando siamo al completamento della piegata, 0 in condotta in terza ruota, retta d'arrivo, Solimano entra in vantaggio al suo esterno, insiste ancora Turbine LP, Solimano e Turbine alle prese, poi a centropista anche Viola Orsini, finale con Turbine LP che controlla e vince nei confronti di Viola Orsini, mentre al terzo è ancora Solimano che controlla, 0 in condotta OP. 1:16,8, 31,3 a chiudere la vittoria per Turbine LP, con Michelotto in sediolo. Andiamo a rivedere le fasi finali con la bella retta d'arrivo che vede impegnati Solimano, leader fin dal via, Turbine LP e a centropista Viola Orsini che cerca di unirsi alla lotta ma non può essere che seconda. Davanti allo stesso Solimano che precede 0 in condotta OP, 5, 6, 3, l'ordine d'arrivo ancora ufficioso dalla seconda corsa dell'Arcoveggio.